Buonasera a tutti, signor Presidente, grazie di avermi invitato. Ringrazio anche i consiglieri, il signor Sindaco, e gli amici che stasera sono qua. La cosa che mi dispiace è che stiamo parlando di questa situazione in un momento che oggi dovevamo essere tutti quanti a gioire, forse per la prima vittoria delle Leonzi esterne, invece siamo qua. Comunque, io vorrei dire una cosa al Sindaco. Noi fino adesso abbiamo sentito sempre una campana, è da parecchio tempo che il presidente Conte e la società cerca queste gestioni, queste cose, però noi fino adesso, come mai lei non ha comunicato niente ai cittadini? Come mai non ha chiamato qualcuno di noi per farci sapere qualcosa? Ragazzi, la cosa è così. Noi sentendo sempre una campana, noi siamo andati sempre con quella campana, noi sentendo sempre le stesse cose, no? Dicevamo sempre le stesse cose, giusto no, signor Sindaco? Ora, questo consiglio comunale oggi doveva chiarire tutto quanto. Mi dispiace, anzi sono solitario come presidente per quello che è successo. E io ora voglio dire una cosa. Carissimo signor Sindaco, carissimo signor Piero Pundari, carissimi dirigenti delle Leonzi, che oggi siete qua, guardate che la Leonzi non è né di Piero Pundari né di Alfio Mangianelli, la Leonzio è di noi tutti i cittadini. Io non so chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, ma fino adesso noi sappiamo un'orecchia soltanto. Ora, se noi signor Sindaco ci può spiegare quello che è successo, perché noi non lo sappiamo, noi sappiamo soltanto che il signor Conte è venuto ad agosto e nessuno c'era, si è fatto trovare, che il signor Conte l'ha sollecitato e lei non ha risposto. Noi sappiamo queste cose, noi non le sappiamo tante cose. Se per cortesia ci può spiegare, e poi in un secondo momento c'ho altre cose da dire. Grazie.